Quella di oggi è stata la prima seduta anche per il nuovo Consiglio regionale del Veneto, un debutto che è stato movimentato dalla protesta dei comitati riuniti, Rifiuti Zero di Treviso e Venezia, oltre che di Donne in Movimento No dal Molin e Coordinamento contro l'inceneritore di Cadelbue di Verona. 12 comunque i consiglieri regionali che arrivano dal veneziano, il servizio. Primo obiettivo il regolamento del Consiglio regionale, secondo obiettivo lo statuto, anche perché noi vogliamo mantenere fede a quello che abbiamo detto. I sacchi a pelo? Ma io spero non ci sia bisogno di questo, dialogheremo con l'opposizione e dimostreremo che il dialogo poi sarà anche foriero di grandi risultati. L'apertura del governatore Luca Zaia al Partito Democratico, che nei giorni scorsi ha chiesto la presidenza della Commissione Statuto. Ne parleremo in settimana, siamo disponibili a fare una riflessione. Il tutto a margine della prima seduta del Parlamento Veneto, caratterizzata dall'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea, votato dai 37 consiglieri di maggioranza, con l'astensione dei 23 in forza all'opposizione. È proclamato Presidente del Consiglio regionale collega Ruffato, a cui che lo invito a prendere posto. Sarà quindi il 56enne consulente agricolo, esponente del PDL, eletto in provincia di Padova, a ricoprire a Palazzo Ferrofini il ruolo istituzionale che è stato di Marino Finozzi. Il Consiglio deve essere puntuale nelle convocazioni e ci deve essere rispetto reciproco tra consiglieri. Quando c'è il Consiglio si deve fare il consigliere, non si deve fare altro. Un'assemblea, quella regionale, composta da 60 consiglieri, 12 dei quali veneziani. Il più anziano è Carlo Alberto Tesserin, 72 anni, al quinto mandato nelle file di un PDL che in Laguna è più che mai attraversato da tensioni. Il Veneto ha cambiato il suo voto, ha dato una risposta più rivolta alla Lega. Nel PDL Veneto ci sono correnti? Direi che ci sono posizioni diverse. Su 60 consiglieri sono soltanto 4 le donne salite a Palazzo Ferrofini, nessuna veneziana. Siamo, credo, al minimo storico quasi dal dopoguerra.